Restano perlomeno 3 giorni perché una maggioranza qualificata di quello che è oggi il consiglio direttivo del mio movimento possa sottoscrivere un documento. Dimissionario da venerdì scorso in vista del Consiglio nazionale previsto per sabato a Padova, Giorgio Granello, segretario provinciale della Lega, detta le condizioni per restare. 3 punti non negoziabili nel nome della moralità e che i politici del Carroccio seduti nei posti di potere delle società partecipate devono impegnarsi a rispettare, perché alla fine, dice Granello, è tutta una questione di potere, incarichi e soldi sulle spalle dei tanti cittadini che non arrivano a fine mese. Troppi politici nelle società partecipate dagli enti locali, in particolare quelle che erogano servizi per usufruire dei quali i cittadini devono pagare una bolletta. Quindi moratoria, forte moratoria su tutti quelli che sono i compensi, assoluta lotta agli sprechi e dimostrare ai cittadini con la massima trasparenza il massimo che si può fare per ridurre il più possibile quelle che sono le tariffe. Proprio il voler far chiarezza su questi incarichi e relativi stipendi avrebbe scatenato, secondo Granello, le posizioni che hanno portato alla mozione di sfiducia nei suoi confronti: moralità e tagli a poltrone, stipendi e sprechi nel primo punto del documento voluto da Granello. Le altre condizioni poste dal segretario dimissionario sono il rispetto dei ruoli, la trasparenza e la democrazia. Su queste basi e con questa maggioranza qualificata che possa aderire a questo progetto si possono rivedere le cose, altrimenti sono già convocate il Consiglio nazionale sabato e deciderà nel merito sulla nomina eventuale di un commissario.